Buongiorno dalla redazione della Prealpina. Come ogni lunedì, eccoci a dare un'occhiata a quanto accaduto nel weekend calcistico che, oltre a una Serie D spalmata su 2 giorni, ha visto la ripartenza dei campionati regionali e con essa il ritorno in edicola del nostro inserto allegato al giornale. Come detto, la Serie D si è disputata su 2 giorni tra sabato e domenica con molti anticipi, visto che il turno incombe in turno infrasettimanale di mercoledì. Ieri delle nostre formazioni ha giocato solo il Città di Varese, che era atteso alla trasferta di Albenga contro un'avversaria giovanissima. I biancorossi hanno seguito le linee guida dettate da Mister Floris, non sottovalutando l'impegno. 6-0 risultato finale per i biancorossi, che hanno dilagato già nel primo tempo, chiusosi 4-0 grazie alla doppietta di Romero, che ha spianato la strada al Varese nel giro di 3 minuti con i suoi primi gol con la maglia biancorossa. Poi, prima dell'intervallo, sono arrivate le reti di Ropolo e del giovanissimo Marangon. Nella ripresa Vito Francesco e compagni hanno risparmiato le energie, trovando comunque nel finale la doppietta di Barzotti per una vittoria tennistica. Tutte in campo al sabato le squadre del girone B e sull'inserto troverete gli approfondimenti, cominciando dall'analisi della crisi della Varesina, per arrivare alla resurrezione dell'Arconatese nel derby contro le Fenici, fino al bel pareggio di una castellanzese tutto cuore, ma che deve lavorare per evitare i troppi cartellini rossi. Come detto, è ripartita all'eccellenza e lo ha fatto col botto. Era infatti in programma al Mari una partita ricca di storia come Legnano Solbiatese e a vincere 3-2 sono stati i Lilla, con una grandissima prestazione culminata con la doppietta del neoacquisto Balgini, che ha debuttato nel migliore dei modi. Per i nerazzurri un'altra giornata no dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. La squadra di Tricarico ha infatti anche perso la vetta della classifica in favore del Pavia. Non ne ha approfittato invece la Caronese, bleccata sullo 0-0 da una gagliarda vergiatese. 3 punti fondamentali in chiave salvezza invece per l'Ispra contro il Saronno e per la Sestese che ha battuto la base. In campo anche tutti gli altri campionati regionali e come sempre sul giornale troverete tutti i report delle partite con oltre 20 inviati sui campi, le bellissime foto delle nostre agenzie Blitz e Publifoto, il calcio a 5 e tante notizie e curiosità. Quindi è il momento di correre in edicola.